Appunti: per andare a Larnaca in direzione aeroporto dal centro, sia da est verso Larnaca che ad ovest, devi scegliere l'autobus numero 424 e 425. Può sembrare un'informazione noiosa, ti assicuro che se avessi trovato una guida così sarei stato molto più rilassato, senza perdere tempo e rompermi i coglioni a chiedere qual è l'autobus, gli orari. E l'ultimo autobus è alle 23:50, ok? Quindi boh, eccoti la papetta. Guarda, accessori cagasto, autobus strafanti dappertutto, piccandui. Datti un po' di Cipro tipica, quella non turistica. E questa, te dico che sia praticamente solo che campi, cioè terreni aridi, guarda qua. E poi vabbè, vari siti di interesse archeologico che discorsi. Una macchina distrutta. Una macchina distrutta, esatto. Sembra, siccome una nostra amica è stata in Messico e vedi queste baraccopoli, sembra veramente di essere in Messico, sia per quanto riguarda la vegetazione che i colori, che ovviamente il telefono l'idea non si rende, perché il telefono, se giustamente, ha un'altra interpretazione dei colori rispetto alla realtà, i quali poi cambiano una seconda volta in base al dispositivo che li guarda, quindi che uno abbia un tipo di iPhone, un tipo di schermo e via discorrendo. Cipro è un posto che, te lo dico, essendoci qua, va apprezzato dal secondo giorno. Il primo giorno dici: ma dove cazzo sono capitato? Poi inizia ad apprezzare tante altre cose e appunto anche questa semplicità che puoi trovare, come ti ho già detto più volte, in certi posti della Puglia e via discorrendo. L'aggettivo di Alessia: congelato nel senso che effettivamente sembra quasi che la città sia arrivata a un punto, poi tutti sono scappati, una cosa del genere, simile abbandonato. Però vedi case funzionanti, ce ne sono tante, ecco, non vedi la gente, boh. L'impressione che ho io, forse l'ho già detta, è che siamo completamente fuori stagione. Allora è il Campo Rom che ti dicevo, eccolo là. Van Life, guarda, la gente, quello è la bancarella delle cose, la bancarella. Continua su B3 per 1 chilometro. Comunque è arrivata la globalizzazione anche qua, quindi McDonald's. Poi mi diceva Alessia che ha trovato anche le indicazioni per un Lidl, quindi sono cose brutte, per me sono cose brutte, perché perdi l'anima del luogo. Per carità, Cipro secondo me è uno di quei posti che è meglio da difendere rispetto a tutti, però anche solo vedere un Lidl, cioè, ti cade tutto, no? Cioè, è bello vedere i supermercati loro, le marche loro, hai capito? Memo, si riproducono anche perché abbiamo visto un asilo. Esci dalla rotonda. Esce lui dalla rotonda. L'università americana di Cipro, questa cosa non l'ho capita. Continua per 1,5 chilometri. Questa università americana c'era anche in Macedonia, vicino al castello in Macedonia a Skopje. Eccolo qua che ti dicevo lì. Cioè, quanto meglio è arrivare in un posto, leggere Zitok, Brekbrot, Sprkt, Pizzicagnu. Altro appunto turistico, Carlsberg, come locali, birra in bottiglia e pubblicità ovunque. Eppure non mi sembrava fosse una birra di Cipro, sai, quella là con il quadrifoglio, quella verde. Da noi ora la benzina è 1,7 abbondante, qua con 1,458 ti fai la V-Power, altrimenti la verde normale 1,348. Il diesel costa di più, il diesel 1,435, che strano, costa meno la benzina del diesel qua. Ecco ragazzo, da questo momento in poi sei a Larnaca oppure a Larnaca. Non sto a domandarmi se è la capitale, sono le mie ferie relax, so che è una grande città. Qua faccio un ricordo a Giacomino che abbraccia la mamma, che poi che diventa grande e mi porta a casa tutti i putanoni e non fa più le coccole alla mamma. Il contrasto di locali molto belli e moderni, locali molto, tra virgolette, poveri e vecchi. Un altro c'è un basket, no, allora forse una catena un po' più grande.
tutto un pasta e pizza, però poi con tutto il rispetto non è il caso. E negozi strani. Queste sono le spiagge normali, diciamo, di Cipro, a bordo strada così. Quelle un po' più esclusive è la parte che ti dicevo di Nissi Beach, dove c'è Aia, mi dimentico sempre il nome, Aia mi sono fatto male al ginocchio. È a dir poco sconvolgente di quanti ristorantini e locali per mangiare ci sono. Cioè migliaia di posti solo per mangiare, cioè qua probabilmente, sì che vedo tutti magri, cioè qua se mangia, si mangia. Ecco il primo gatto che abbiamo visto qua, l'arnaca o l'arnaca. Sì, è tuo parente. Come il mio parente? Esatto. Mio parente? Dici? Questa ha fatto una macchina fotografica e ti ha messo il fiasco di vino. È vero, Dio caro? Come diceva il Papa, cos'è questa frozzaggine? No, esatto, uva e ananas. E l'altra cos'è? Mandarino e pesca. Bambino? Di Coca-Cola no, però di Fanta ci sono gusti assurdi che da noi non esistono. Guardiamo, allora. Io le Mentos sfuse. La barilla. Rio Mare. Io prenderò questo che è leggerissimo per portarmi il caffè, più che altro cerco sempre di prendere un souvenir da tenere in camper che mi ricordi il posto e quindi qualcosa di utile, tipo non so, la Sardegna ho preso la terrina e l'insalata, però vedi, ogni volta la uso me ne ricordo. E volevo farti vedere quanto sono tipici i gatti qua. No, perché magari non mi credi. No, guarda, i bagnini hanno l'Overcraft, guarda, altro che il Moscon, gli altri aremi. Adesso vieni un attimo con me, mentre Alessia e Giacomina cercano delle cartoline. Ti faccio vedere un attimo da lontano, poi lo vedremo bene da vicino, il castello di Larnaca, oppure di Larnaca, e questa cosa che è molto interessante, soprattutto per alcuni di noi, è una statua, vedi, donata dalla città di Venezia, vedi che c'è scritto città di Venezia, con leone di San Marco. Ecco qui, quindi sai che se anche tu passi a Cipro dici no dai, ma ti si venesian ti no, che sboro, e vuoi farti la foto con leone di Venezia, sai che è attaccato, ma cioè è attaccato 100 metri al castello di Larnaca o Larnaca, dove che c'è il vecchio qua panza, là, vedi tu? Allora, la pubblicità, la famosa birra Leon che ti raccontavo, vedi? C'è scritto, aspetta che ti zoom, brewed vuol dire tipo creata, composta con, dai, una vespa qua, aspetta, maledette vespe. Allora comunque creata con queste hops delle montagne cipriote, non so cosa sia, Speranza, cioè hops, no, sarebbe hupes, Speranza, hops, non so cosa vuol dire. Ah, luppolo, guardati, luppolo, non lo sapevo, vuol dire luppolo, fatta con il luppolo delle montagne cipriote. Allora il castello è questo, seppur non abbia le forme che rievocano alla nostra mente i castelli, quindi quelli delle Lego, no? Sai, i merletti e torri, i canoni eccetera. E quello dietro non capisco cos'è, nel senso che non è indicato su Google Maps, tipo una cesa e moschee con le sue robe strane. Biglietto 2,50, onesto, ma io sinceramente con sto caldo non ho proprio voglia, cioè, con tutto il rispetto ragazzi, scusate, ma la nostra vacanza relax, via, ciao. Allora ti faccio vedere giusto i canoni, dai, guardati i canoni dell'epoca, ormai marsi, e via. È una chiesa del 1748, questo perché l'ho letto, che probabilmente sta sul cazzo a qualcuno perché non è indicata su Google Maps. Ok, tipo qui Alessia se vuole entrare deve coprire l'intero corpo, eccola qua, non entrare senza coprire l'intero corpo, probabilmente col pene e qua vagina ha sempre delle robe che non vanno, capisco, ste regioni, sì. For women, non puoi avere i polpacci fuori, gli spogliatoi. No, a me sta robe, non so, perché io col carattere che ho meglio che sto distante da ste robe. Che succede che facciamo baruffe e incomprensioni poco diplomatiche. Ecco sì, figurate, mi vestirò da palombaro, Dio caro, per avere a 4 muri marsi. Ecco, io e il mio amico qua abbiamo deciso di provare, adesso vediamo se non ci cacciano fuori. Ok, il cappuccio posso togliermelo. Abbiamo avuto l'approvazione qua che ho chiesto se andavamo bene come outfit. Adesso qua dobbiamo lasciare le scarpe, quindi I don't know the socks, maybe because look, so the leg no, but the feet sì, forse ne conosce OnlyFans sti qua.
che bello. Cioè, a me piacciono tutte queste robe ultra tipiche. Guarda che figata, di qua, dopo di là, guarda. Cioè, è bellissimo, mi sembra sì, come quella volta in Macedonia, cioè che mi sentivo un po' nel paese fuori dal mondo. Per carità, è vero, siamo fuori dal mondo, siamo sotto la Turchia, cioè, geograficamente parlando. Senti. Tutte robe a club là. Mi piace sta roba, non sto scherzando, mi piace sul serio. Eccola qua la Carlsberg che dicevo prima. È Danish, è danese, non so perché qua è pieno di quella. Ma che bella sta taverna tipica. Gli stilorini tipo del kebab tipo, però. Negozi tipici con le sue. Il katafi. Cos'è il katafi, Ale? È una pasta a filo tipo... Perché non te mi cucini mai al katafi, Dio caro? Poi i coralli bianchi, li abbiamo visti tutta prima. Sì, belle queste cose. Ah, questa è la scatola col disegno di quello che ho preso io. Eccole qua, sì, sono gli stessi disegni. Comunque, guarda qua le spezie. Allora, il misto pal tzatziki, ad capito? Poi patate per l'insalata greca, poi il puestro e il barbecue. Esatto, avevo letto su Google Maps che qua a Cipro c'è la roccia di Afrodite, dove, come è scritto qua, è nata dalla leggenda ovviamente Afrodite. Guarda che bello, tutte le divinità greche, Ade che è il dio dei morti, non facevo così, sarà che avevo conosciuto Hercules di Walt Disney. Allora, e questo è Ippocrate, vedi Giacomina, che è col bisso su al bastone, che è quello che si trova sui simili alle farmacie. È vero, qua quella del Medusa Film, che se tutti non manca niente. Questo è Tritone, quello della Sirenetta, dove ho Sebastian qua adesso. No, cos'è sta roba? Latte de musso. No, ma aspetta, anche i saponi li fanno col latte de musso. Tutto col latte de musso. Mamma mia che caldo, non hai idea. È che giustamente Alessia ci teneva a vedere l'Arnaca, che è un misto di tipicità e di cose antiche. Per carità, effettivamente anche a me non dispiace. Se fossi però stato da solo sarei rimasto in piscina esattamente tutto il tempo. Che bella gelateria. Tutte queste cose abbastanza turistiche che stai vedendo sono nella via antica, dove trovi antichi edifici, moderni edifici e queste baracchette qua che sono i negozi. La chiesa che stai andando a vedere adesso assieme a noi è la chiesa di San Lazzaro. È Lino Banfi del Cipro. Piazza Aurora. Ah, poche scuse, è vero. Io. Calimera, io, bro, io. Bellissimo. Ma che roba. Guarda che architettura. Bellissima, cioè stranissima. Bellissima e stranissima. Ah, anche qua c'è da coprirsi come nell'altra. Vabbè, ma tanto io sono abituato. Qua sì ci entro fioi. Anche a massa, sono entrato di latte perché non entro qua. Perché pensavo San Lazzaro era quello di alzate e cammina, Dio caro, va a lavorare. Ah no, quello è il Gesù Veneto. Quello invece no, non è una chiesa che abbanda là, è un'altra, de robe musulmane là. Parlo sempre un po' di disfattismo delle religioni. Chi ha studiato lo sa, chi non ha studiato crede ancora a queste cose che portano asti e guerre ancora tra i popoli. Forse devo fare sta cosa. No, non capisco, qua c'è la croce dove essere roba tra virgolette nostra, ma forse io posso entrare. Sì, sono tutti. Wow, guarda in alto. Tu devi metterti il vestito, credo, sai? Tu devi metterti, Alessia, poi. Ha detto che Alessia è un po' porno, non può entrare. Oh. Che robe. Oh. Chissà di che anno è. Questa è la chiesa di San Lazzaro. Ah, me lo ricordo, sono già entrato in una chiesa così di questa religione qua. Dove attacchi i cerini e non c'è il prete, o meglio il prete va dentro là e siga da là dentro, dopo viene fuori. E sempre queste chiese qua sono quelle dove te lavi i piedi. Dimmi bambino. Eh sì, ma tutti tengono i cadaveri. Eh sì, vedi, per souvenir. Anche noi ti ricordi dove eravamo a Pisa? Che c'ha le mani, le cose. Eh sì, vedi. Io credo che se queste cose le fai da solo fanno spessore, senti anche le musichette. Qua cosa c'è? Un bambino imbalsamato, un cero a forma di bambino,
con queste musiche qua, le tombe, capito? Fa senso diverso, farlo in famiglia con altri turisti, capito? È diverso, cade l'atmosfera. Qua devono averlo tirato fuori, hanno tirato fuori il cadavere e l'hanno messo di là, esatto. C'era una turista foresta che a sega confuso, a sega fatta il segno da croce. Love Buses, i buchi dell'amore. Un po' ambigua qua la situazione. Veramente, Fioi. Mi sento fortemente. Cosa è stato? Trasformato in bike la bici. Mi sento veramente fuori dal mondo. Per essere su un paese appena bombardato dalla guerra. Ma neanche a Belgrado non era così che a volta. Fighissimo. No, ricorda, ecco, in questi tratti ricorda un po' a Girocastro, la parte di ricostruzione a Girocastro, che adesso vabbè, sarà stata anche risistemata. Gioiellerie, locali del lusso, robe strane, in mezzo, tutto strano, tanto strano, tutto molto strano, tanto strano. Ma d'altronde se non è strano non è neanche bello, se no te stavi a casa e avevi le robe come a casa. Ecco, questa è una via più commerciale. Anche forte, adesso in tutto il mondo fanno sempre i barbieri con tutte le robe fighe, vedi? I barber shop, tutte le robe fighe. E rebocciano, era ste robe. Però era il lancio storico, chiara de notte. C'è proprio un insieme di contraddizioni in sta città, cioè contraddizioni, parola, per contraddizioni intendo di contrasti. Povertà e niente, e lusso e cose belle, curate, strano. Sì, eccola qua Giacomo, quel momento in cui vedi sta trovando giustificazioni per prendersi le ciabatte da nonna. Cioè, non è che cosa preoccuparmi. Moto tipica. Ecco qua, negozio di minchiate, che lui è felice. Allo? Tutte varie col Funko Popo qua dei Pokémon, le cose giganti. C'è il Funko Pop del gatto I tosatei moderni. Allo? I va matti per queste robe qua. Gli altri una volta fa moto across the Grizzly. No, è proprio Dumbo. Difatti diceva che hanno confuso Ganesh con Dumbo, invece no, è proprio Dumbo. Ganesh è una delle infinite divinità inventate dall'uomo, precisamente dagli indiani. No! Sì, guarda che bei negozietti, sto quasi un alimentari tipico, store e cucine. Ma si chiama proprio così, cioè non è un'espressione mia dialettale, guarda che foto. Tutte le caramelle tipiche sciolte. Guarda il gusto di papavero con la droga, la prugna. E ridi, guarda, tutte le birre tipiche strane. Non che credi, i calamari secchi da sgranocchiare. Io quando sono in vacanza devo prendere robe strane. Prenderò questo al gusto di fiore, cosa che ti dica. Il fiore è quello che c'era fuori dall'albergo, prenderò questo. Tè verde al gelsomino. Guarda qua un po' tutte le robe tipiche da mangiare, cos'è ste robe, guarda. I tortellini made in Berezeca qua, guarda. Queste robe strane, guarda quei balconi strani. La Cipro d'epoca, praticamente cambia i modelli di auto. No vabbè, sembra che sto denigrando questa città, in realtà non è vero niente, a me piace un botto, mi piace veramente queste robe, ma tanto è stata una delle vacanze più belle. Già secondo negozio di queste minchiate. È simpatico questo negozio di minchiate, il Cinum, fa tutte le cose strane, strambe. È un negozio di stramberie, la bici stramba, dischi dappertutto, CD, Michael Jackson da boccia. C'è Charlie Chaplin gigante, qui l'ho visto in vari negozi, uno dei miei personaggi preferiti. Mi è piaciuto tantissimo, luci sulla città e tempi moderni. Volevo, faccio vedere un attimo ai miei amici lo squalo del Funko Pop. Macchine strambe. No, quello del Mago di Oz. Wow, era Sonic gigante, quante robe strambe. Che bello sto negozio di sì, è un negozio di stramberie bellissimo. Guarda Funko Pop qua. La Cuna Coil, i Kiss, Amy Winehouse, Tupac che adesso va di moda anche nei giovani. Oddio, questa forse è carina. No, fortissimo. Lo skateboard da collegare all'Xbox per giocare a Tony Hawk's, che è un videogioco di skateboard, perché attaccarci sotto un track con 4 ruote e uscire di casa faceva schifo. E belli sti murales, veramente carini.
simpatici a tema multimedialità, vedi la macchina fotografica, la pen drive, il gamepad, tanti negozi di stramberie, tutte le robe dei nerd. Alle tette fuori. Le tette fuori? È vero, guarda che anche la vagina. No, che robe. E anche quell'altra. Dove? Là. Ah sì. Guarda che c'è il Goku là. Mai. Guarda che forte, quella dei cani che giocano a poker, vedi? No, non vedi. Alessia, confermala ai miei amici sto discorso I qua. lineamenti, il colorito. Ma no, ma loro non sanno, cioè fai completa tutta. Uno di quelli qua del posto, Eh un sì, local, sì, perché i lineamenti ce li ha, il colore sì. della carnagione idem, Nero, marocchino. la barba idem con patate Esatto. e anche il modo di guardare. Sì, è a panzettale. Sì, perché anche anche qua hanno la panzetta. panzetta. È un bel cuscino portatile. Era Pullman, ma nel senso che proprio Pullman è gemellato questo. Bus Station, la stazione dei bassi. Nissan, Hyundai, Kia e Mercedes sono le marche tipiche di auto che puoi trovare. Abbiamo trovato anche una Ferrari. L'ambulanza alle sirene rosse. Ecco qua, si è fermato l'autobus della Cheo e c'è anche lo sportellino per il self-service per pizzarti le birre. Guarda Giacomo che ha aperto la porta dei giocattoli per adulti, hai visto? Pure secondo veloce sulla città di Larnaca o Larnaca, è senza ombra di dubbio interessantissima, dai, veramente interessante. Però 4 ore, poi è soggettivo, per me 4 ore, 5 ciapa, basta. Cioè, purtroppo anche come negozietti è tutto un mangiare, cioè solo cose da mangiare. Ristoranti alimentari, pub da tutto gira attorno al cibo. È una cosa incredibile, veramente sono rimasto sconvolto. Non ho mai visto in vita mia un posto dove c'è solo cibo praticamente. Cioè un frappè costa come un caffè praticamente. La Zinger controlla scrupolosamente che le diano il resto giusto. Dov'è il bar? Sì, è un frutto strano. Ah, sono limoni, ciccioni, una varietà di limoni. Sono tondi, C'è una varietà di un pompelmo. Cos'è sta roba? Non lo so, guarda, quelli- Non so, Fioi, cos'è sta roba? cioè, guarda quanto- È vero, sì. È la stanza dei giochi. Che forte, andiamo a prenderci, non lo so, un caffè, cosa c'è? Ah, ho l'accompagnatore. Hello. Hello. How are you? Okay. But we are closing in 10 minutes. Ah, ok, sta chiudendo in te. Sorry. Ok. Next out tomorrow. Yeah, tomorrow would be good. Yeah. Okay. Please come and have a cuddle with the cats upstairs. Ok. Super. Thank you. No problem. Have a See you nice evening. tomorrow. Yeah. Ah, che bello! Bellissimo questo sole stranissimo. Aspetta che gli metto in parte la birra Cheo mentre dico bellissimo sto sole stranissimo. Magari chissà che ciaposche in qualche modo da Cheo. Cheo, paga Dio caro, che non so te sia bottiglie. Dov'è il tappo? Cioè che non è neanche vinto, porca troia. Guarda qua. Ma Guarda. ti sorride così. Ho capito, ma va, try again, cioè vuol dire prova ancora, ormai sono in coma etilico e ancora la vinsa. Vieni, Cosa? di tutti. Cos'è che c'è? Un altro trans. Vabbè, ma non possono far tutti i cartoni. I bambini che invocano rispetto. È vero, guarda, c'è Vasso non è Lella quella a destra, cazzo. Porco cane. Cioè, adesso va bene, noi siamo per l'inclusione, ma no che i trans e le lelle devono essere la normalità. Qua Guarda, veramente... i bambini. Cioè, non c'è più inclusione per l'eterosessualità qua, veramente con sti cartoni. Ah! Ugato e scurnacchiato come chiama bene, chiama bene, Ugato. Un altro posto, metti sempre, passi a ste bande qua, dove mi sono trovato bene a mangiare, è sto Pillion qua. È un posto dove hanno un po' i local perché è più imbucato verso l'interno, non è in strada, non è in località turistica. E soprattutto ti fanno le patate fritte, quelle artigianali, non quelle in sacchetto. È una lucertola, ma sembra un mini gecko dalla testa. Ma Ma le guarda il zampe da colore, lucertola. Betteo. Guarda. Ma le zappe da lucertola. Non è una lucertola. Questa è più o meno la zona dove andiamo domani, però ti dico io farmi chilometri sotto al sole sinceramente anche no. La nostra vacanza non paghiamo per fare ste robe, ci rompono il cazzo, ma paghiamo per star bene, quindi niente, andiamo nella spiaggia di Nissi e basta, stiamo là fermi. Andiamo per grattarsi. Esatto, perché scusa, non devo dimostrare niente a nessuno.
e quindi ste robe che sono molto instagrammabili a noi non ce ne frega niente. Non lo so, c'è sto albero con i fiori ninja. Ma sono olive. O sono palline, ma no, un olivo. È una Prugne! Oh, guarda. Cioè, cammini, ti accerchiano. Oh, cos'è sto atteggiamento mafioso? Cos'è sta roba? Dimmi. Cosa? Cioè, che cazzo è la gang del bosco? Cos'è sta roba? Vuoi carezzo o no? Lo vuoi? Ecco qua, dai. Ma guarda che sono tutti coccoloni, si strussano. È buio, non vedi niente, qua che si sta strussando. Non capisco, più ci riposiamo e più ci devastiamo. Quindi ho raggiunto il mio obiettivo di fare questa vacanza rilassante per la mente, ma per il corpo no. Arrivo a gattonare. Ma io ho capito però che la comunità di Cipro non si evolve. Guarda che cazzo di cartoni sono! Cioè, è da un'ora che va avanti così. Cioè, no, fioi. Cioè, io sono molto pratico nelle cose. Basta, ha detto tutto, tutto. seriamente da un'ora che stanno andando avanti. Cioè, quei bambini che insegnamento hanno? Cioè, cosa sviluppano del cervello? Si annoiano. A parte si annoiano, ma cosa... Vedono delle patatine volanti nello spazio col simbolo della NASA troppo. Cioè, no, 2 ore dopo era ancora là, Dio caro. Alessia mi ha detto che sono fatti apposta per far addormentare i bambini, no? Quindi vedi la stessa immagine fissa. Ma contemporaneamente non va bene, Dio caro, non bisogna dormire, fatturare. E noi altri se aveva l'ispettore gadget e gli dava in maranza quei gadget. Don Chuck Castoro costruiva e guide, Dio caro, altro che dormire, fattura. Dopo aver coricato il figlio, il padre nella stanza sua si veste, guardando malinconico il giaciglio di sua moglie grassa in sottoveste, e mentre gira piano la maniglia per evadere dal suo tormento, esce impertinente il ragazzino, gli chiede: padre, dove stai andando? Papà sta andando a trance, papà sta andando a trance, non c'è niente di male, sono eterosessuale. Papà sta andando a trance, papà sta andando a trance, papà non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con i trance.